26 aprile, la svolta è segnata. Il Veneto si prepara a entrare nella categoria gialla. Cala l'epidemia, precipitano i numeri da Covid e di conseguenza scende anche la fascia di rischio. Riprendono gli sport, gli spettacoli, i ristoranti e le attività all'aperto nelle regioni con un basso contagio. Intanto, sul fronte della lotta all'epidemia, Luca Zaia la prossima settimana pubblicherà il calendario per programmare le vaccinazioni di 4 milioni di veneti. Il famoso tabellone a colori dove ognuno in base all'età sa quando, comunque in teoria, su una previsione che facciamo noi in base a uno standard di forniture, dovremmo iniziare a vaccinarci. 80 di fatto li abbiamo conclusi, 70-79 li stiamo aggredendo, apriremo diciamo i 60-69, mi permetto di dire anche più velocemente di quello che potete pensare, e poi scendiamo ai 50-59, 40-49 fino ai 16-19. Sono un target che noi abbiamo, ve lo dico già, sono 4.195.000 persone. Voi dite perché? Perché sono esattamente gli abitanti del Veneto sopra i 16 anni. A ogni veneto vaccinato la regione rilascerà una certificazione con l'otto e la data della vaccinazione. C'è un'incognita però, che è la carenza di vaccini. Se avessimo vaccini, noi 80.000 vaccinazioni al giorno le garantiamo cioè, nero su bianco. Io l'ho detto anche al commissario Figliuolo, che ringrazio perché è sempre presente, però ci vogliono vaccini, ma soprattutto il mio appello è affinché i vaccini ci debbono essere, ma ci sia quantomeno una programmazione da qua ai prossimi mesi di certezza sugli arrivi. Intanto si intravede un'estate nella normalità. Certo, non sarà un liberi tutti, bisogna mantenere la massima attenzione, ma anche le riaperture devono essere programmate politicamente con regole che permettano alle attività di lavorare. Quella che si apre è una fase di prudente convivenza con il virus. Dobbiamo iniziare una fase di convivenza con obiettività e buon senso, quindi un'apertura graduale partendo dalla riaperta.